Bene, iniziamo a leggere gli stati per quanto riguarda il treno che sia dall'inizio con numero 2 Federico Gugliotto, con numero 5 scusate Federico Pinto, con numero 7 Federico Frassanella, con numero 12 Nicolò Scagliuti, con numero 14 Davide Boschi, con numero 18 Nicola Bussari, il leader con il numero 3 Gianmarco Graziani, il primo giocatore Francesco Bocci, secondo giocatore signor Mattia Costello. E ora
partenza Marco e ragazzi di fuori medico Marolino che vuole essere brillanti incontri inseriti in questa 18ª giornata di di Sant'Ivina che non è di Biologia con 16 passano in la 18 poi 12 attori di 30 poi riposa poi sempre che sia la
l'occasione di casa, abbiamo ieri sentito il 4 momento del giochino quest'oggi, iniziando da forse passando inizio alle ore 18, dove si discuterà alle ore 17, alle ore 17, poi sempre domani. Olivo e Rosa, questa sera abbiamo passato 2 anni. Caprese, Olivo di Padova e
Siamo in attesa del prossimo incontro con la disputa della seconda frazione. Pinto al servizio. Polacco, 1-1.
Federico Schifo. Sorpasso per l'appuntamento. Dalla panchina di volley tecnico mascolino diremo quindi ancora una volta completo delle partite di questa sera, l'inizio iniziata alle ore 18 con 16 Bassano, domani è previsto l'incontro tra Gorizia e Borghese con l'inizio alle 17:30, la riposa per questa giornata all'Olimpo sta previsto, poi questa sera per l'inizio alle 20:30 Massa Zango a Reto Campo 2 Caselle e sempre questa sera iniziata alle 19, poi il calendario di Oele Cordova domani, domenica 8 marzo previsto alle 18, tutto il mondo sarà per il seduto, solo per il
Si avvia la battuta con il numero 7 Federico Frastanella. Il punto unico 16-10 con il numero 16 chiamato e entra con il numero 15 Ruggero, ora in battuta.
di gioco di Mandolino Portabile, Polacco. Vuole sempre la posizione di Benito senza il fatto di concentrare 19 si avvia il servizio con il numero 1 Alessandro Lupi. Cambio di elemento, esce con il numero 12 ed entra con il numero 9 Marco Pesce. Ora la battuta. Totalmente in vantaggio per il momento. Fuori Michele Mazzatti. Riprende il gioco Michele Mazzatti.
Dopo il gol di Marcolino ha avuto la meglio facilmente nella prima frazione con il parziale 5-14. Ora ne voglia in battuta di Marco Cesare.
1-1 nel computo delle operazioni in gioco. Al servizio Rassarella.
Davide Polacco. Cambio della formazione ospite, capo numero 15 Ruggero, decimo numero 16 D'Amato. Alla battuta Scagliuzzi. Si avvia il servizio con il numero 1 Alessandro Giutti. Conclusione
Niccolo Campana. Cambio numero 16 ed esce col numero 15 Ruggero ed esce col numero Grazie Gianni.
Se vuoi parlare con 17 minuti. Il cavallo il terzo contestazione qui al Pampolino, quindi i parziali di 25 a 14, 18 rinunciati e 17 a favore di Molli Pampolino nell'argino il 2 a 1 del computo. Vedete, il campionato si riparte con il numero 7 che al Pampolino.
Esce con il numero 18 Rosario e entra con il numero 6 Spagnoli.
Davide Polacco. E rientra con numero 7 Rassanella. Federico Rassanella.
Con il numero 23 il piede avanzati ed esce con il numero alla battuta del movimento e del numero 16 Davide D'Amato.
di Volley Veneto Bardolino per 3-1. La prossima partita sabato 14 marzo alle ore 17:30, il derby contro Tua del Caselle, nella palestra appunto della sportiva di Caselle, quindi vogliamo sostenere la formazione di nuovi eventi con questo grande spettacolo agonistico.